ancora Maignan in palleggio per Bologna, s'accoppia con Granger, blocco da parte di Abbas, rimangono sotto sia Parks che Granger, si va da Jaité, end off per Teodosic, poi roll del lungo francese che segna e subisce anche il contatto falloso come al solito. Sì, non servono parole, sembra una palla Sassari della settimana scorsa per Venezia, si è trattato della quinta sconfitta nelle ultime 6 gare di campionato, più 5 Bologna autostrada che porta Nico Maignan fino al ferro e lui ci mette anche il punto esclamativo. che parte basso, bravo Teodosic a bloccare il suo uomo, vista probabilmente l'intenzione di Venezia di cambiare, e a quel punto poi è impossibile riempire l'area con un altro uomo, e bravo Maignan a leggere lo spazio e attaccarlo con questa aggressività. Poi la palla gli torna nelle mani, attacca Teodosic, lo batte, cerca uno scarico difficile, palla persa, la recupera Lumber che lancia Maignan in transizione, ribattamento per Teodosic che arriva a rimorchio, si va da Lumber sulla punta dell'arco, ha spazio per alzarsi per la tripla, la manda a bersaglio, riceve contro Jordan Mickey, apre il palleggio giocatore americano di Venezia, poi Granger attacca Maignan, c'è un contatto servito in mezzo all'area vuota che subisce il contatto di Bacco. Palla è entrata, è riuscita, l'attacco di Granger è stato fatto su uno scudetto, una Supercoppa e l'Eurocup dell'anno scorso, quella che poi ha aperto a Bologna le porte dell'Eurolega. Lumberg attacca dall'angolo contro Granger, ottimo scarico per Bacco che va a inchiodare a due mani, più 14 Bologna. Accoppiato invece a Kyle Wims, ecco Watt che si avvicina per bloccare, è soltanto una finta, liberato Re che ha spazio per penetrare, poi scarica per il tiro e piedi per terra di Jason Granger, creato molto bene da Kendrick Ray. Teodosic penetrazione, pick and roll con Jaité, stoppato da Mitchell Watt, splendida lettura difensiva del numero 50 di Venezia, poi il recupero per Lumana, si corre in transizione 4 contro 2, Granger per Parks che schiaccia, grande inizio di terzo quarto per la Reyer. Sulla palla, la mentalità, l'aggressività anche con cui si attacca al ferro. Jordan Parks sta diventando protagonista della partita, riduce a 9 punti lo scarto dell'Umana con i punti numero 6 e 7 della sua partita. Jaité blocca per Maignan che si alza per la trip, poi riparte in penetrazione, alza la parabola, appoggia il tabellone e sbaglia, rimbalzo per Abudu Abbas, Maignan riparte seguito da Jordan Parks, può andare fino in fondo, Nico Maignan evita, Jeff Brooks in campo, serve Jason Granger, ottimo primo passo, batte la difesa, poi sbaglia il tiro, Watt non trova il tempo per andare con il tap-in, può allungare ancora Bologna, no look di Teodosic per armare la mano di Maignan. Wims contro Brooks, servito Jaité sulla punta dell'arco, consegnato ancora per Nico Maignan, pick and roll con Jaité, Maignan esita, poi si butta dentro, appoggia il tabellone e segna ancora. Qui intanto finisce al tagliercio, Bologna batte Venezia 83-68, per la Virtus è la vittoria consecutiva numero 5 in campionato.